Siamo con il vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Lucio Tiozzo. Oggi giornata di manifestazione regionale contro i tagli decisi dalla giunta Zaia. Quali sono i pesi maggiori, i tagli maggiori che la giunta vorrebbe imporre con il prossimo bilancio 2011? Ma si colpiscono le fasce sicuramente più deboli della società veneta, basti pensare ai tagli sulla non autosufficienza, i tagli sul trasporto pubblico locale e soprattutto tutti quei tagli che incidono da una parte nel mondo del lavoro e soprattutto sulla capacità di ripresa, di sviluppo economico della nostra regione. Noi pensiamo che il Veneto debba cominciare a riflettere esattamente su quelle che sono le promesse fatte da Zaia. Prima, voglio ricordare la frase, prima i veneti. Oggi ci accorgiamo che è un Veneto più debole, più fragile. L'accettazione da parte di Zaia dei tagli imposti dal governo centrale è una cosa vergognosa. Tagliare 370 milioni di euro in una realtà come la nostra è sicuramente un delitto e la promessa di federalismo si conclude con un fallimento totale di questa maggioranza. Quale potrà essere d'ora in avanti il ruolo del Partito Democratico nel Veneto? Da oggi, da questa manifestazione, può partire un nuovo corso del PD, della presenza del PD in questa regione? Ma dobbiamo rifiutare la logica di un Partito Democratico minoritario in questa regione. Credo che il PD oggi si presenti come una forza vera, importante del nostro territorio, capace non solo di dire quello che non funziona, ma di fare anche una proposta alternativa, una visione diversa di un Veneto che si apre alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Siamo di fronte a una fase di crisi e proprio per questo bisogna investire di più da una parte per sostenere le classi deboli della nostra società, ma dall'altra aiutare i giovani, i ricercatori, chi deve impegnarsi per costruire un Veneto moderno e all'altezza della situazione.